La Balic Wonder Studio si è aggiudicato l'edizione numero 400 del Festino di Santa Rosalia. Alla società milanese, una delle due che ha risposto al bando del Comune di Palermo per l'organizzazione delle giornate dedicate alla Santuzza, è stato attribuito il punteggio maggiore della commissione di valutazione, che ha superato la concorrenza di altre due agenzie. Sentiamo il sindaco di Palermo La Galla e lo stesso organizzatore Marco Balic. Lasciamo alla conferenza stampa alcune parziali anticipazioni. Sarà il vice sindaco e assessore alla cultura, a raccontare il festino per come sarà. A me non resta altro che invocare la Santuzza per questi suoi festeggiamenti, ma invocarne soprattutto la benedizione su Palermo e in particolare sui palermitani. La collaborazione costante che ha contrassegnato questi mesi nel lavoro con la Curia e con la Diocesi vuol dire che le due istituzioni, quella civile e quella religiosa, vanno insieme verso un processo e un progetto di cambiamento che vuole vedere cambiamento delle coscienze e quindi cambiamento dei comportamenti, per una città migliore, più senziente, più responsabile, più consapevole dell'importanza che ogni singolo cittadino ha rispetto alla città, migliorando i propri comportamenti. Sindaco, un grande evento richiede una grande organizzazione. Qual è il piano del Comune per il festino in termini di servizi? Sono stati approntate tutte le collaborazioni possibili e necessarie, a partire dalle componenti istituzionali del Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, a partire da Sua Eccellenza il Prefetto, che ringrazio in uno con tutte le forze dell'ordine che saranno presenti. Per quanto ci riguarda abbiamo attivato su richiesta del Comitato stesso le risorse della Protezione Civile Comunale che supporteranno il servizio d'ordine. L'organizzazione affidata a Balic è garanzia non solo di qualità ma anche di responsabilità e cura nella fase organizzativa. Abbiamo anche voluto che tutte le emittenti locali potessero disporre in continuità del segnale e della ripresa degli eventi del festino, di modo che si possa evitare una calca sul Cassaro, anche in considerazione del fatto che a Piazza Politeama sarà installato un maxi schermo per la visione in contemporanea delle attività del festino. Sul fronte delle società partecipate invece, quindi Amat e Rap, che ruolo avranno nel festino? Rap ha un ruolo fondamentale, quello di restituire la città pulita ai palermitani. Amat è quello di trasportare i palermitani. Lo faranno con senso di responsabilità e continuità di impegno. Allora, stiamo per fare una festa meravigliosa, noi siamo molto emozionati, ci avviciniamo con grande umiltà a questa meravigliosa celebrazione di cultura, tradizione e fede. Credo che avrà delle grandi novità, una statua nuova di Zecca bellissima secondo noi, un corteo che racconta tutta la storia, la vicenda di Santa Rosalia e un finale a sorpresa che lascerà secondo me un grande messaggio sui social media in tutto il mondo. Quindi viva Palermo e viva Santa Rosalia. Ci può dire qualcosa in più che possiamo svelare sul percorso, sulle varie tappe? Il percorso si articola su 4 tappe, come sapete, con un grande display di fuochi. Abbiamo lavorato con una società, in partnership con una società di Palermo, ODD, bellissimo gruppo di ragazzi molto positivi con cui ci siamo già trovati a fare un lavoro a Bologna, con cui collaboriamo e avendo coinvolto tantissime realtà siciliane di tradizioni popolari. Credo che sarà una vera festa di popolo, ma anche della Sicilia, della bellezza e di emozione.
Ci saranno tanti artisti coinvolti, di cui chiaramente non vi dirò il nome, e ci sarà diciamo così, un momento molto speciale nei Quattro Canti, dove so che si viene giudicati se il successo di Santa Rosalia c'è o non c'è, e confido che abbiamo fatto una messa in scena molto coinvolgente, molto immersiva, con delle bellissime proiezioni appunto fatte con i ragazzi di ODD, e niente, sono molto contento di poter dare il nostro contributo, la nostra esperienza per questa importantissima festa.